Lepo pozdravljeni spet nazaj. Z nami sta režiser filma Antonio Piazza in mladi igralec Gaetano Fernandez. Vabljena na oder. Aha, okay. Sledi kratek pogovor, ki ga bomo sproti tudi prevajali ob pomoči prevajalca gospoda Sinece. Vorrei salutare sul palco il regista Antonio Piazza e l'attore Gaetano Fernandez. Bentornati. Okay. Antonio, Gaetano, čestitava za film in nedavno nagrado in še enkrat hvala, da sta prišla v Ljubljano. Videli smo pretresljivo upodobitev resnične zgodbe, ki je sredi 90-ih osuplinila Italijo. Zakaj se je vaju s Fabijem Gracsadono prav ta zgodba tako dotaknila, da sta se odločila po njej posneti film? Ancora una volta congratulazioni per il film e per il premio Davide di Donatello e grazie per essere con noi in Lubiana. Abbiamo visto una storia crudele e troppo reale che è successa negli anni 90. Come mai che avete deciso di fare il film di questa storia? Sì, è una storia molto dolorosa, è una storia vera accaduta in Sicilia negli anni 90. È forse uno degli episodi più tragici di quegli anni, che sono gli anni più terribili della storia della nostra isola. Ja, gledajte, to je res tragična zgodba, ena najbolj tragičnih zgodb iz Sicilije iz 90-ih let, iz takratnih let, ki se je zgodila na našem otoku. Giuseppe Di Matteo era il figlio di un mafioso che comincia a collaborare con la giustizia italiana, con la polizia, rivelando per primo i dettagli di un famoso delitto, la strage di Capaci, dove morirono il giudice Falcone, un famosissimo giudice italiano. E la mafia decide di sequestrare il figlio per convincere il padre a interrompere la collaborazione. La collaborazione non si interrompe e Giuseppe langue per 779 giorni in prigionia. Giuseppe Di Matteo je bil sin mafiškega šefa, ki se je odločil, da bo začel sodelovati z italijansko policijo, kajti je poznal detajle umora sodnika Falconeja v kraju Capaci, zelo znanega italijanskega sodnika. In mafija mu je ugrabila sina, zato da bi očeta prepričala, naj preneha sodelovanjem s policijo, ampak Giuseppe se je odločil, da tega sodelovanja ne bo prenehal in zato je bil priprt za 779 dni. La famiglia di Giuseppe, una famiglia di mafia, decise di non denunciare il sequestro alla polizia. E in quel momento erano anni molto di scontro violento tra lo Stato italiano e la criminalità organizzata e la storia di Giuseppe passò in secondo piano. Di fatto Giuseppe ha consumato i suoi giorni di prigionia e la sua morte nel silenzio e nell'indifferenza di tutti. Le circostanze della sua morte, il modo in cui fu ammazzato, le circostanze della sua prigionia furono uno shock per l'opinione pubblica italiana quando il delitto fu scoperto. Ma poi negli anni, a differenza di altre storie, la storia di Giuseppe è stata dimenticata, soprattutto dalle giovani generazioni che neanche la conoscevano più. Quindi Giuseppe per noi, per me e per Fabio era molto doloroso, è stato dimenticato 2 volte, una volta in vita e una volta dopo la morte. Mafijska družina Giuseppe se je odločila, da ne bo prijavila njegove ugrabitve. Takrat je med italijansko državo in organiziranim kriminalom vihrala res trda, huda borba na našem območju in ta zgodba je prišla nekoliko v ozadje. Giuseppe je umrl v vsesplošni tišini vseh in tudi njegove okoliščine umora, najprej pripora in potem umora so postale zelo šokantne, šele takrat, ko jih je italijanska javnost odkrila. Z leti pa so njegovo zgodbo pozabili, zlasti mlajši otočani in zato pravim, da so Giuseppeja 2-krat pozabili, ko je bil živ in tudi na to potem, ko je umrl.
Quindi a lungo, cominciando a fare questo lavoro, cioè il lavoro di registi, di storyteller, avevamo in mente la storia di Giuseppe, però non sapevamo come raccontarla, perché una mera riproposizione realistica della sua storia ci sembrava solo una inutile ripetizione dell'orrore. E poi comunque il realismo non fa parte del nostro stile, del nostro modo di fare cinema. L'idea, la possibilità di affrontare questa storia ci è venuta dalla lettura di un racconto breve scritto da uno scrittore italiano, uno scrittore veneto che si chiama Marco Mancassola. Il racconto si intitola Un cavaliere bianco, un cavaliere perché Giuseppe era davvero un campione di ippica. E nel racconto l'intuizione di Marco è quella di raccontare questa storia attraverso il punto di vista di una compagna di classe innamorata di lui, un personaggio immaginario. E questo per noi è stata la chiave. Abbiamo capito, ok, questo è il modo in cui possiamo raccontare questa storia e farne ciò che volevamo fare, cioè un atto d'amore nei confronti di Giuseppe. No, ko smo začeli kot režiserji, kot pripovedovalci zgodb oblikovati zamisel, da bi posneli film po tej zgodbi, nismo vedeli, kako bomo posneli ta film, kajti se nam je zdelo, da bi realistično prikazovanje te zgodbe bilo nekoliko nepotrebno ponavljanje, podvajanje tiste tragedije in tudi zato, ker realizem ni naš stil snemanja filmov. Zato smo potem našli in smo prebrali krajšo pripoved Marka Mancasole, književnika iz dežele Veneto, z naslovom Cavaliere Bianco, in smo v tej zgodbi ugotovili, da bi bil ta zorni kot neke šošolke Giuseppeja, ki je bila vanj zaljubljena, bi lahko bil zelo zanimiv, da bi lahko oblikovali tako pripoved, da bi dokazali svojo ljubezen do Giuseppeja in njegove zgodbe. V filmu ves čas opažamo različne živali, kot so sova ali konj. Kakšen je njihov pomen? Gre za posebne metafore? Nel film notiamo tanti animali diversi, diciamo il gufo e il cavallo. Qual è il loro significato nel film? Presentano una metafora speciale? Sì, una delle nostre scelte è stata quella di farne una sorta di favola, una favola nera. E per farne una favola volevamo anche uno scenario tipico delle fiabe, quindi il bosco, lo scenario tipico della favola, e i boschi tipicamente anche nelle favole sono popolati di animali e questi animali sì, effettivamente hanno un portato simbolico. Da, tako je. Izbrali smo namreč to obliko, da bomo zgodbo pripovedovali v obliki črne pravljice in zato smo izbrali tudi značilen scenarij, pravljični scenarij, to se pravi gost, v katerem živijo živali, različne živali in vse te živali imajo tudi simbolen pomen. Poi non mi piace riconnettere così precisamente i significati, perché poi mi piace che siano lasciati all'interpretazione del pubblico, però vabbè, il cavallo apparteneva alla storia di Giuseppe e comunque nel film rappresenta il suo spirito libero, il suo essere più a suo agio all'aria aperta che sui libri, che è una caratteristica comune sia a Giuseppe sia a Gaetano che lo interpreta, che non è proprio a suo agio con i libri. Ja, gledajte, meni tako neposredno povezovanje živali z nekim simbolom, vnaprej določenim simbolom mi ni všeč, raje prepuščam tolmačenje simbolov občinstvu, publiki, seveda pa moram ob tem dodati, da konj je tesno povezan z Giuseppejo življenjsko zgodbo in ponazarja njegov svoboden duh. Giuseppe je raje živel na odprtem, ni rad bdel nad knjigami in to velja tudi za igralca Gaetana, ki ga igra v filmu, tudi po njegovem primeru je temu tako.
La Sicilia è una terra di miti greci. La civetta nei miti greci è l'animale della dea Atena, la dea della saggezza, perché la civetta è un animale notturno, un rapace che vede anche di notte, dunque vede nelle tenebre, in un certo senso vede quello che gli altri non vedono, quindi sa tutto. Ed è anche invece nel folklore siciliano, è un animale che porta sfortuna nel folklore siciliano perché si lega al rapporto tra i vivi e i morti. Quindi in un certo senso nel film la civetta è un po' da tramite tra il mondo dei vivi a cui appartiene Luna e il mondo dei morti in cui progressivamente scivola Giuseppe. Sova pa je značilen element, kot dobro veste, na Siciliji so zelo razširjeni grški miti in sova v takratnem času je predstavljala modrost, zato ker je nočna ptica, roparica, lahko vidi v temi, to se pravi, da vidi vse to, česar drugi ne vidijo, ona vse ve. V sicilijanskem folklori pa je povezana z nesrečo, ker povezuje dva svetova, povezuje svet mrtvih in svet še živečih ljudi. In na tak način smo ponazorili tudi ta zdrs, Giuseppejev zdrs proti temu drugemu svetu, svetu mrtvih. Gaetano, kakšni so bili občutki ob soočenju s tako vlogo in zgodbo? Kako si se pripravljal, da je ta izkušnja kaj spremenila? Come ti sentivi a confrontare un carattere di genere? Come ti sei preparato? Ti ha cambiato questa esperienza in qualche modo? Allora, mi sono sentito al mio agio, per come dicevo oggi nelle interviste, perché tra la troupe si era creato un rapporto di famiglia e quindi ognuno aiutava l'altro come migliore poteva. E quindi, cioè, non ti puoi trovare meglio di così quando non su tutti i set capita una cosa di questa. Quindi mi sono trovato a interpretare il ruolo di Giuseppe in una maniera non più facile perché abbiamo dovuto lavorare molto su questo, però in una maniera che mi ha aiutato molto. Kot sem že povedal, torej v nekaterih drugih intervjujih, sem se zelo v redu, zelo dobro počutil med snemanjem filma. Snemalna ekipa in vsi tehniki smo se počutili kot družina, vsi smo si medsebojno pomagali. Boljših okoliščin si ne bi mogel želeti. In ko sem igral Giuseppeja, sedaj ne bom rekel, da je bilo to lahko za mene, ker veliko smo delali na tem liku in smo se veliko pripravljali, ampak recimo, da mi je bilo lažje zaradi tega vzdušja, ki se je ustvarilo v snemalni ekipi. Kako si ti doživel vlogo Giuseppeja? Si za zgodbo o njem slišal že prej? Tu come hai vissuto il ruolo di Giuseppe? La conoscevi già prima questa storia? La conoscevo a malapena, tra alcune fiction famose in Sicilia, ma non per ricordare Giuseppe, ma una sorta di fiction, quelle che fanno in Sicilia, sai, quelle che ti raccontano solo la mafia, ricordano le vittime, quelle più nominate, e non ricordano alcune vittime. Come Giuseppe sono state dimenticate, non è stato dimenticato solo Giuseppe, sono state dimenticate molte vittime di mafia. Poi qual è la domanda, scusi? Tu come l'hai vissuto il ruolo di Giuseppe? L'ho vissuto con un po' di paura dentro perché anche se ti trovi, diciamo, a casa tua, tra virgolette, hai sempre una responsabilità sopra le spalle. Cioè, quando interpreti il ruolo credi nella tua mente che magari non lo stai facendo bene per ricordare veramente come si dovrebbe. Quindi è una grandissima responsabilità. Moram priznati, da to zgodbo sem poznal zelo malo. Na Siciliji, morda veste, je veliko
televizijskih serij in oddaj, ki so posvečene mafiji in mafijskim zgodbam, pripovedujejo velike številne žrtve, najbolj znane žrtve mafije, ampak mnogokrat pozabljajo na drugorazredne žrtve, naprimer na Giuseppeja. Kar se pa tiče igranja tega lika, moram priznati, da sem imel nekoliko treme, čeprav sem se počutil kot doma, sem se zavedal, da sem na ramenih nosil veliko odgovornost in sem se večkrat spraševal, ali ustrezno, dobro igram ta lik v njemu v spomin na Giuseppeja in torej sem čutil res veliko odgovornost na sebi. Ok, če ima kdo v publiki kakšno vprašanje, mogoče? Nobenega? Ok, gremo pa naprej. Odkud izhaja... Kakšno vprašanje? Ok. Antonio, odkud izhaja vajno sodelovanje s Fabijem, kako delujete kot tim, kako je z doseganjem kompromisov in deljenjem dela v samih pripravah, na snemanju in pri predstavitvah filma? Allora, come è iniziata la collaborazione tra voi con Fabio? Come funzionate insieme? Come vi dividete i lavori prima e durante la produzione del film? Litigate mai e dovete trovare dei compromessi? Litighiamo tantissimo, ma non troviamo mai litighiamo tantissimo durante la fase di sceneggiatura. Fabio crede nel conflitto, pensa che il conflitto sia molto legato alla creatività, il che forse per il film è una gran cosa, ma per la nostra vita personale è parecchio complicato. Torej, gledajte, veliko se kregava med samo pripravo, oblikovanjem scenarija. Fabio zelo verjame v konflikt, kajti meni, da je konflikt vir ustvarjalnosti, kar je pozitivno za film, je pa škodljivo za najino osebno življenje, zasebno življenje. Per fortuna litighiamo però in sceneggiatura, quando siamo da soli nella stanza, quindi parliamo del copione, ma questo non succede quando dirigiamo il film, perché sarebbe molto imbarazzante avere delle liti di fronte a 50-60 persone. In k sreči se kregava, ko sva sama, ko oblikujeva scenarij, ne pa ko snemava film, kajti res bi bilo neprimerno, da se kregava ob navzočnosti 50 članov naše snemalne ekipe. Ne? Abbiamo iniziato, siamo entrambi palermitani, ci siamo conosciuti a Torino studiando in una scuola di cinema e abbiamo cominciato a scrivere insieme e a lungo abbiamo lavorato solo come sceneggiatori, poi a un certo punto abbiamo capito che per raccontare le storie che davvero ci stavano a cuore, per dare un po' un senso al nostro lavoro, avevamo voglia di fare un passo oltre e quindi anche dirigere. La divisione dei ruoli è un po' venuta un po' da sé, un po' riflette anche le nostre attitudini, così i nostri modi di fare. Fabio è iperattivo, molto sempre, non sta mai fermo né con la mente né con il corpo e quindi ha bisogno di stare in mezzo al set, sempre con gli attori, con i collaboratori artistici. Io sono più pigro, mi piace sedermi, quindi mi metto di fronte al monitor e controllo le immagini. Oba prihajava iz Palerma, spoznala pa sva se v Turinu, kjer sva obiskovala isto kinematografsko šolo. Veliko sva delala na začetku kot scenarista, no to sva v določenem trenutku razumela, da bi rada, da želiva povedati zgodbo, da bi bila zgodba smisel najinega dela in sva se odločila za korak naprej, odločila sva se, da postaneva režiserja. Kar se pa tiče porazdelitve dela, mislim, da je do tega prišlo samostojno. Porazdelitev dela odraža naše samo bit, takšna kakršna sva. Fabio je na primer zelo hiperaktiven, ima hiperaktivno telo, hiperaktivni zelo rad je z igralci, z umetniškimi sodelavci, jaz pa raje sedim pred zaslonom in si ogledujem posnetke.
Questo lavoro si può fare insieme, non è un caso che a dirigere insieme spesso non siano coppie di fratelli, perché questo lavoro si può fare insieme se condividi non solo una visione artistica, ma diciamo qualcosa di più profondo, uno stesso approccio, un background sociale, culturale molto simile, uno stesso punto di vista sull'umanità, nel caso nostro, anche sul luogo da cui proveniamo, cioè la Sicilia. E poi siamo dei grandi preparatori quando noi non improvvisiamo, noi studiamo, ci piace arrivare preparati e quindi ci prepariamo prima del set, abbiamo le idee chiare su che tipo di film vogliamo, su che tipo di fotografia vogliamo e poi ogni giorno raggiungiamo il set 2 ore prima di tutti gli altri insieme al direttore della fotografia e si decidono le inquadrature insieme. Quindi poi in effetti quando arrivano gli attori, quando arriva la troupe, sì, ci dividiamo, come dicevo prima, ma sappiamo esattamente cosa sta per accadere. In zaradi tega, kar sem pravkar povedal, ni naključje, da ponavadi bratje niso dobri režiserji, ko skupaj delajo, kajti z nekim drugim režiserjem moraš deliti neko skupno umetniško vizijo, moraš deliti nek globlji pristop do kulturnega ozadja, iz katerega izhajaš, v najinem primeru iz Sicilije, moraš imeti isti pogled na humanost, na človeka in poleg tega bi rad povedal, da midva se tudi veliko pripravljava, veliko se učiva, študirava, želiva biti vedno pripravljena, preden začneva snemati, imava vedno jasne pojme o filmu, vsak dan prideva pač 2 uri pred ostalimi, pred igralci, se opravičujem, skupaj z direktorjem fotografije in ko pridejo še igralci, se takrat ločiva, ampak točno veva, kaj hočeva in kako bova povedala določen del zgodbe. Prima di continuare una piccola parentesi a cui tengo perché siamo qui anche grazie all'Istituto di Cultura Italiano e al direttore che è qui presente che ha supportato la nostra presenza qui, ma questo non è poi, cioè, gli sono grato, ma quello che più conta è che supportano qui in Slovenia il nuovo cinema italiano che è una realtà molto viva e sono contento che venga supportato dall'Istituto di Cultura Italiano qui. Še nekaj bi rad povedal, preden nadaljujem. Rad bi se zahvalil Inštitutu za italijansko kulturo tukaj v Sloveniji, ki ga danes tukaj zastopa direktor, ki je podprl naš film, zato bi se njemu rad zahvalil in rad bi se mu zahvalil tudi, ker Inštitut podpira v Sloveniji novo italijansko kinematografijo, ki je zelo živahna in zelo zanimiva. Gaetano, kaj je bilo na snemanju najtežje in kaj najbolj zabavno? Quale parti delle riprese erano più difficili e quali erano più divertenti? Le parti, ti dico prima le più difficili, così dopo magari ci emozioniamo un po', perché c'è da emozionarsi. Le parti non più facili, magari più divertenti a livello magari perché non hai quella responsabilità in più, magari non pensi che quel bambino è stato veramente rinchiuso in quel modo, come avete visto per esempio con la catena al collo, dentro una stanza piena di umidità, ed è il cuore morto quando entri lì dentro. Però sai com'è, ti devi impegnare e non devi pensare alla realtà. Certo, un po' ti aiuta il make-up, un po' ti aiuta il tuo percorso che hai fatto insieme ai registi e alle cose che avete precisato assieme, ma secondo me più di tutto la vera emotività la trovi quando pensi veramente al fatto realmente accaduto. Lì trovi la realtà che ti serve per poi riportarlo sul grande schermo.
Glejte, zabavni deli so bili tisti deli, kjer ni bilo nobene dodatne odgovornosti, manj zabavni deli so bili, kot ste videli, tisti deli, ko smo pač prikazali priprtega otroka z verigo na vratu v vlažni sobi in prizadevati sem moral si pač prizadevati, da sem ugotovil, da to ni bila realnost. Sem samo jo igral, seveda pri tem je pomagalo ličenje, make-up, pomagalo mi je sodelovanje z režiserjema, čustva pa so privrela na dan, ko sem pomislil, da se je ta zgodba res zgodila. Takrat so čustva vsa privrela na dan. V redu. Antonio, kakšne odzive je film sprožil v Italiji in ali je dosegel odziv, kot ste upali, da ga bo? Che reazioni ha ricevuto il film in Italia? Siete soddisfatti con queste reazioni? Il film in Italia è uscito subito dopo il Festival di Cannes, quindi a maggio scorso, mentre al festival l'accoglienza della stampa internazionale era stata molto calorosa, avevamo avuto ottime critiche da Variety, Hollywood Reporter e Screen. In Italia la critica si è molto divisa, abbiamo avuto proprio chi ci amava e chi ci odiava. A differenza del nostro primo film, dove invece, forse anche perché eravamo una sorpresa, nessuno ci conosceva, eravamo stati accolti unanimemente. C'è una parte della critica italiana che è molto legata al realismo e quindi fa difficoltà un po' a etichettare, a capire quello che noi stiamo facendo. La parte, cioè quello che è successo al film in Italia, la cosa che ci ha emozionato di più è che il film poi, dopo l'uscita di maggio, che è stato ben accolto in Sicilia, è stato ben accolto il film, ma poi ha iniziato una seconda vita da ottobre, una vita che continua sino ad oggi e continuerà, di proiezioni per le scuole, cioè matinee scolastiche nei cinema. Ormai stiamo arrivando abbiamo superato insomma migliaia di proiezioni per le scuole in tutta Italia, soprattutto in Sicilia. Quasi tutte le scuole di Palermo hanno visto il film e la reazione dei ragazzi è sempre una reazione molto calda, molto emotiva, ed è poi in fondo, diciamo, si riconnette allo scopo principale per cui è stato fatto questo film. Ricordare Giuseppe è un atto d'amore nei suoi confronti, consegnare in un certo senso il testimone della sua memoria a qualcun altro, in questo caso alle giovani generazioni. Torej, film je izšel maja lani po festivalu v Cannesu. Mednarodni tisk ga je sprejel na odličen način. Bili smo deležni pohval tako v reviji Screen kot v reviji Reporter. V Italiji pa smo bili deležni pozitivnih in negativnih kritik. Imeli smo dva tabora, eni so nas ljubili, drugi pa so nas sovražili, in to je bilo različno od najinega prvega filma. Takrat sva bila še presenečenje in takrat so naju sprejeli soglasno s pozitivnimi kritikami. Del italijanske kritike nas je tako sprejel, ker je pač vezan na realizem in je težko razumel najin pristop snemanja. V Italiji pa je bil takoj na začetku precej dobro sprejet, potem pa je od oktobra dalje začel živeti novo življenje, drugo življenje, ki traja še danes, in sicer v obliki matinej za šole. Do danes smo ga pokazali več kot 1000-krat po celotni Italiji, zlasti na Siciliji. Skoraj vse šole v Palermu so si ogledale ta film, ki je bil deležen zelo toplega, pozitivnega odziva od dijakov, ki so si ga ogledali, in to je nekako skladno z glavnim ciljem najinega filma, s katerim želimo obeležiti spomin na Giuseppeja in predati njegovo zgodbo in njegove dogodivščine mladim rodovom. V redu. Najlepša hvala za vajen čas in odgovore. Od nas prejmete še zlato kartico, s katero so vama vrata v naš Kinodvor vedno odprta. Vsi skupaj ste pa vabljeni še v našo kavarno na pogostitev in druženje.
Vi vogliamo ancora ringraziare per il vostro tempo, per le vostre risposte e come un regalo vi vogliamo dare la carta d'oro di Kinodvor, con quale la porta del nostro cinema vi saranno sempre aperta. Grazie. Mo vi pure invitiamo con noi a venire nella caffetteria dietro dove si potrà pure parlare un po' con l'altra gente. Grazie a tutti.